La 150esima vittoria oro-granata è stata segnata sul campo di Pesaro, dove domenica i ragazzi di coach De Raffaele hanno vinto 75-85, consolidando con il settimo successo consecutivo anche il quarto posto come auspicato dall'allenatore prima di giocare questo match. Abbiamo giocato una partita molto solida e strutturata per 40 minuti, sapevamo che davanti c'era una squadra in grande condizione, in grande fiducia, con un bellissimo pubblico, anzi un grande piacere di vedere questo entusiasmo a Pesaro, una piazza che trasuda pallacanestro. Credo che una vittoria meritata perché abbiamo condotto per 40 minuti, qualche palla persa di troppo, ma ripeto, una vittoria solida alla quale si aggiunge sicuramente la nota positiva del rientro di Dei e Michele Vitali, anche se si è visto non in grande condizione. Purtroppo domani dovremo vedere un po' di fare dei controlli su Theodore e Stone, che sono usciti con problemi, quindi un po' di amaro in bocca per questo epilogo. Il quarto posto per l'Umana Reyer non è ancora matematico, sarà l'ultima giornata a confermarlo.